essere assieme e per un Veneto amico. Tra altre cose mi ha portato anche bene, perché insomma, la città amica era una città comunitaria, lo slogan anche di quando mi sono presentato qui in Consiglio Comunale, quindi speriamo sia di buon auspicio anche per la Regione. Nella cartellina trovate le ragioni di una scelta, non sto qui a percorrerle, sostanzialmente sapete alcuni anni di amministrazione a Padova, laboratorio Padova, l'esperienza che ho maturato, ecco, penso sia molto utile per portarla in Regione Veneto. È un'esperienza che ho fatto assieme a una bella squadra con assessori forti e con soprattutto un bravo sindaco. È un'esperienza che mi ha portato anche a capire quanto importante siano le decisioni della Regione. Noi vogliamo essere Regione verde d'Europa, Regione che si dedica alla green economy, Regione verde d'Europa, non Regione verde della Padania. Non guardiamo il passato e non guardiamo il presente. Ecco, io guardate, non credo al formalismo delle due candidature. Non mi sono ricandidato perché abbiamo un posto, tutto. E guardate che non è secondario questo aspetto, cioè un partito deve porsi programma di ricambio, se ha ricambio, se no rischia di fare un rinnovamento fine a se stesso che non produce risultato. Quindi con Claudio c'è la giusta riconoscenza, il giusto premio per un impegno amministrativo che ha dimostrato negli anni di essere stato concreto, utile e soprattutto, ecco, sempre dedito a chi ha bisogno della politica. Grazie per la presenza. Fabio Verrato, Paolo Carazzano, Cristina Toso, Anna Barzona, vediamo qualche altro Busato, Dalla Vecchia, non vedo più, Gianni Berno. Gianni Berno adesso a nome di tutti i consiglieri di quartiere e comunali fa il saluto. Beh, io sono particolarmente contento di fare un bocca al lupo a Claudio, intanto perché non andiamo fuori dai piedi a questo consiglio dove è da tanto tempo ma non da troppo, nel senso che continua a servirlo molto bene. Io ho avuto la fortuna con lui di vivere un'esperienza molto lunga di collaborazione amicale, prima ancora direi che amministrativa, ma poi ci siamo confrontati nel tempo, direi quotidianamente, sui temi della città, quindi su temi squisitamente amministrativi, ma anche sui valori, direi, che continuamente ispirano il nostro agire come persone che chiaramente portano un bagaglio culturale, valoriale, cercano di mediarlo in politica con tutte le difficoltà del mondo. Va bene, bellissima sala del Però, dove sono passati tanti pezzi di storia della nostra città. Io penso con Franco che veramente in questa campagna elettorale ci sono due modelli di Veneto che si confrontano, dobbiamo dirlo senza esitazione. Noi siamo per il Veneto coraggioso, che non ha paura delle sfide del futuro, non ha invidia dei successi degli altri. Questo è il Veneto migliore della nostra storia, sa che può fare risorse, fare affidamento alle risorse così diffuse del nostro territorio, che è lo spirito imprenditoriale, che non riguarda solo chi di mestiere fa l'imprenditore, riguarda chiunque lavori nel settore privato, pubblico, operaio, tecnico, pubblico dipendente. C'è certamente questo spirito di far bene le cose. E l'altro è questa grande idea di una comunità solidale. Questi sono i due valori su cui il Veneto è cresciuto, è stato grande, e in questo momento c'è chi, dicendo prima i Veneti, non sta dicendo prima i Veneti, sta dicendo abbiamo paura degli altri. È la prima volta nella storia della nostra regione che c'è chi cavalca le paure e non le speranze. È stato un protagonista della storia politica di questa provincia, anche in questa provincia che ci ha portato il Partito Democratico. Ci ha creduto in questo percorso, dall'Ulivo fino al Partito Democratico, attraverso, devo dire, tante battaglie fatte con molti sono qua presenti, molti di fuori di qua, molti dirigenti politici,
molti cattolici impegnati in politica che hanno creduto fortemente in questa idea e devo dire con questa idea importante si è costruito un partito che a Padova è fortemente radicato e ha raggiunto risultati significativi. Un candidato che ha già sperimentato cosa significa il governo di una città importante del nostro Veneto, in un settore che è il più importante delle politiche regionali. Il 70% del bilancio della regione è impegnato per la sanità sociale. Mi spiace constatare come ultimamente ci sia molta confusione tra povertà e poveri. La povertà si combatte, si deve lottare contro la povertà, capire le ragioni per eliminarla, ma non possiamo combattere i poveri, criminalizzarli. Vanno difesi, siamo con i poveri, chiaro, che siano italiani, che siano stranieri, perché altrimenti succede quello che è stato detto prima, cioè l'Veneto che ha paura, che non guarda in avanti. Chiudo perché c'è chi vuole evitare un referendum durante queste elezioni, a mio giudizio invece bisogna puntare proprio perché ci sia questo referendum, perché deve uscire allo scoperto Zaia e capire se è a favore oppure contro, farsi capire se è a favore oppure contro queste centrali nucleari, perché non si è mica capita questa cosa, perché qua si dice una cosa, il Consiglio dei Ministri si approva il decreto, la campagna elettorale deve diventare un referendum sulla centrale nucleare sì, centrale nucleare no, e svelare appunto tutti i trucchi facilmente poi riconoscibili che stanno portando avanti per non dire assolutamente la verità. Grazie per la disponibilità, nella cartellina avete tutti i riferimenti, i numeri di telefono, il punto di riferimento per tutto il sito www.claudiosenigallia.it, all'interno ci sarà anche una serie di film, c'è una serie di filmati su YouTube, soprattutto tra tutte le notizie, tutte le disponibilità, organizziamo banchetti, organizziamo presenza anche per Claudio Senigallia, ma anche per il risultato finale, complessivo del PD e del candidato presidente Bortolussi. Ho fatto una battuta l'altra sera, a Padova ho avuto l'esperienza di stare all'opposizione e al governo. È molto meglio governare, quindi per favore cercate di... Qui per piacere.